La spaccatura dei 5 Stelle si è concretizzata sostanzialmente nel corso della serata di ieri con Luigi Di Maio che ha fondato un nuovo movimento e non è più quello del Movimento 5 Stelle, portandosi via circa 62 parlamentari. Ne parliamo oggi con Luca Sut, coordinatore regionale Movimento 5 Stelle, da pochissimi giorni praticamente, e già si trova questa grana da avere a che fare, da portarsi con sé. Buonasera Sut. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Mi lasci subito una battuta Sut. I 5 Stelle dovevano aprire come una scatoletta il Parlamento e alla fine chi li ha scatolati oppure ha spaccato questa scatoletta è stato uno dei suoi fondatori, proprio Luigi Di Maio, quello che doveva essere il vostro premier una volta. Così non lo è, ha fondato un proprio partito. Cosa siamo? Cosa sta succedendo e se è la fine questa dei 5 Stelle? Ma alla fine sicuramente no, anzi è un buon punto di partenza per rilanciare il Movimento 5 Stelle con il progetto con il nostro Presidente Conte. Chiaramente le avvisaglie le abbiamo viste tutti, insomma, dopo la votazione del Presidente della Repubblica con le dichiarazioni che aveva rilasciato appunto Luigi Di Maio, dichiarazioni che hanno comportato anche un comportamento da parte sua nei mesi successivi fino a questa settimana, insomma, sempre in contrapposizione col Presidente Conte. Ricordo che il Presidente Conte è stato votato non una ma più di una volta dovuto appunto ai ricorsi che sono stati fatti contro il Movimento 5 Stelle, e quindi è un presidente, nostro presidente, legittimato da un voto degli iscritti, e chiaramente pesava il fatto di avere un nostro ministro che criticava anche l'operato, insomma, come ha criticato l'operato del Presidente Conte, ora che ha deciso di andarsene chiaramente per interessi personali, perché non vedo altre motivazioni di mezzo. Chiaramente si è portato via un certo numero di parlamentari, 51 alla Camera, al Senato non è ancora chiaro quanti siano, perché non hanno ancora costituito, ufficializzato il gruppo, anche perché le regole del Senato sono un pochettino diverse rispetto a quelle della Camera e non possono essere presentati nuovi simboli, cosa che invece è stata fatta alla Camera questa mattina. Sono un numero, comunque rimaniamo, insomma, la gran parte dei parlamentari rimangono con il Movimento 5 Stelle con il Presidente Conte. Per quanto riguarda la nostra regione, Friuli Venezia Giulia, tutto il gruppo rimane con il Movimento 5 Stelle e quindi col Presidente Conte. Sono state fatte anche oggi delle dichiarazioni da parte del gruppo regionale con il capogruppo Capozzella, e quindi, come ha detto, io sono appena stato nominato, come ha detto lei, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia. Lavoro sicuramente tanto, ma credo che questa, insomma, novità che abbiamo scoperto ieri è un buon comunque punto di partenza per ripartire più compatti rispetto a prima, essendo che se ne sono andati molti, quelli che hanno criticato appunto l'operato di Giuseppe Conte negli ultimi mesi. Lei parlava che non possono essere che motivi personali quelli di Di Maio, c'entrano col fatto che con la fine del doppio mandato, cioè nel senso i classici 2 giri in Parlamento, avrebbe dovuto lasciare col terzo? Solo strettamente dovuti a quelli? Potrebbe essere uno dei motivi, mi viene da pensare questo, insomma. Noi, come è stato detto dal Presidente, faremo una votazione come è giusto che sia, perché è una delle regole, insomma, che si è sempre posta al Movimento 5 Stelle, quindi chiaramente qualsiasi modifica dovrà essere posta alla votazione degli iscritti, quindi come detto si farà e vedremo qual è l'esito. Chiaramente, Sì. come ha fatto Luigi Di Maio con un nuovo partito, chiaramente vedremo con quali regole stabilirà all'interno di questo suo nuovo partito, insomma. Cosa prova in questo momento? Dispiacere, rammarico, rabbia? Se l'aspettava? Lei diceva all'inizio di questa intervista che erano da qualche mese, insomma, che c'erano queste problematiche tra le due persone, ma possono le problematiche tra 2 persone incidere poi all'interno di un movimento talmente eterogeneo come il vostro, che ricordiamo nel 2018 aveva raccolto 1/3 dei voti in Italia?
Sicuramente sono cose che non fanno piacere, anche perché chiaramente all'interno delle persone che ce ne sono, che hanno seguito Luigi Di Maio, ci sono molti colleghi con cui insomma si lavorava e alcune battaglie sicuramente si continuerà a farle assieme. Questo è indubbio, quindi dispiace sicuramente, però come ho detto prima, questa deve essere l'occasione appunto per essere ancora più compatti, perché chiaramente la parte più critica che c'era all'interno del movimento se n'è andata e quindi rimaniamo comunque un gruppo compatto. Questa sera avremo un'assemblea insomma, che era già prevista da giorni col gruppo Camera e Senato e il Movimento 5 Stelle, sarà modo di discutere insomma, anche per il futuro del movimento. Per voi vale il principio di uno vale uno? Di Maio aveva detto. Noi abbiamo sempre detto che uno vale uno, ma uno non vale l'altro. Quindi chiaramente all'interno del movimento ci sono varie figure, ognuno col proprio compito chiaramente quando ci si pone uno vale uno significa che quando ci si pone davanti a un voto, il voto degli iscritti, ogni voto pesa allo stesso modo all'interno dell'assemblea appunto degli iscritti quando si va a votare. Quello era il principio. Poi chiaramente all'interno del movimento ognuno ha la propria competenza, ognuno ha il proprio compito, quello del presidente che è appunto quello del presidente Conte, quello del garante che è Beppe Grillo e via via tutti i vari organi che compongono il movimento. Senta, che forza siete? Sovranista, populista, europeista, atlantista? È una domanda un po' birichina perché appunto vi ha tirato in ballo un po' Di Maio su questo, no? Basta con sovranismo e populismo. Cos'era? Fino adesso vi siete resi conto? Sì. Io rimando al mittente queste accuse che hanno fatto parte appunto solamente della critica che ha voluto portare insomma, nella comunicazione Luigi Di Maio in questi giorni. Il movimento è quello che era prima, siamo una forza chiaramente di governo, il nuovo corso che il presidente Conte vuole portare è quello, appunto, il nuovo corso per il Movimento 5 Stelle, è un movimento che vuole rimanere in Europa e contare. E non a caso, grazie al lavoro del Presidente Conte, siamo riusciti a ottenere quello di cui tutti oggi parlano e si vogliono intestare, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una forza sicuramente che guarda verso l'ambiente, le rinnovabili. Io posso anche dire che sono temi di cui mi occupo in prima persona all'interno del Movimento 5 Stelle e quindi mi dà la possibilità insomma, di essere anche concreto su questi punti anche a livello normativo. Insomma, adesso abbiamo non ultimo il decreto aiuti che prevede molte misure appunto su questa strada e abbiamo iniziato proprio oggi a votare emendamenti a riguardo. Quindi deve essere un movimento chiaramente europeista che guarda queste politiche, appunto la politica green, cosa che tutti ne parlano, però poi in concreto quando si tratta di lavorare su questi temi siamo forse gli unici rimasti che portano avanti queste tematiche. Però quando, fino a qualche tempo fa, mi ricordo Grillo quando faceva i suoi tour, spesso spiccavano questi cartelli no euro. Siete cambiati un po', la pelle è un po' cambiata in questi anni, non so se siete maturati oppure vi siete distaccati un po' dalla società civile per alcuni temi. Beh, allora intanto parliamo quasi della preistoria del movimento, bisogna dircelo perché... non so da quando milita lei, però sì, è la preistoria, ma l'inizio è anche l'inizio dell'onda del Movimento 5 Stelle portava insomma a questi temi, no? No, ma chiaramente il movimento è nato come movimento di protesta per la politica che c'era in quel momento nel nostro paese e stiamo parlando di più di 10 anni fa e quindi ci ricordiamo tutti bene cosa è successo insomma dal governo Berlusconi e poi anche dal governo che c'è stato successivo, il governo tecnico successivo, il governo Monti. E quindi è stata la risposta del paese di cittadini, appunto cittadini che non erano
che non facevano parte della politica, come posso esserlo anch'io. Io sono entrato nel Movimento 5 Stelle nel 2015 come attivista, e ha dato la possibilità a persone anche come me di poter arrivare dove sono adesso. Chiaramente ci sono state delle posizioni storicamente su cui bisogna anche dirci, insomma, abbiamo fatto un passo indietro, anche perché una volta entrati al governo, e quindi siamo partiti e in 10 anni, insomma, siamo riusciti a diventare forza di governo, siamo cresciuti, siamo cambiati, anche grazie al Presidente Conte siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo diventati una forza responsabile che possa guidare il Paese, ha dimostrato di saperlo fare anche in un periodo storico difficile come quello della pandemia. È preciso, sì, storicamente è stata fatta la battaglia, come citava lei, no euro, non abbiamo mai parlato di uscire dall'Europa, quello è chiaro, e deve essere chiaro, è stata fatta quella battaglia in quel periodo, ma il movimento rispetto a quei tempi è cambiato profondamente e penso che sia, insomma, evidente a tutti. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi approfondiamo questo discorso, ma voglio anche sapere un po' le ricadute delle elezioni amministrative, cosa hanno portato nel vostro movimento, insomma, anche perché non è che siano andate benissimo. Pubblicità. Buonasera, bentornati con Screenshot. Si parla ancora del Movimento 5 Stelle, questa scissione che fino a qualche giorno fa era, diciamo, nell'aria, ora si è concretizzata con l'addio di Luigi Di Maio all'interno del Movimento Pentastellato. Con noi Luca Sut, che è coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle ma anche deputato. Facciamo un'analisi. Sut, sempre nel governo, resterete nel governo? Al momento non è in discussione nessuna, insomma, questione in merito all'uscita del governo. Stiamo, come ho detto prima, lavorando in maggioranza. Oggi abbiamo votato anche in aula, insomma, sulle comunicazioni del Presidente Draghi, unitamente con tutta la maggioranza, come abbiamo sempre fatto. E continuiamo a fare così con i decreti, insomma, che sono in fase di conversione, quindi assolutamente non è all'ordine del giorno qualsiasi uscita dalla maggioranza e dal governo. Senta, lei è stato nominato coordinatore regionale quando più o meno? Settimana? Sì, lunedì scorso. Ecco, proprio dinanzi. Una settimana e mezza. Ecco, una settimana dopo le elezioni amministrative. Questo non a caso, penso, vi state dando un nuovo organigramma per ricostruire un po' il movimento all'interno proprio dei comuni, della società, con cui magari avete perso un po' più il contatto? Questa riorganizzazione intanto è stata prevista dal nuovo statuto, insomma, che è stato costruito da Giuseppe Conte assieme anche al nostro garante Beppe Grillo, e negli organi dello statuto sono previsti anche i coordinatori regionali e i coordinatori provinciali. 2 lunedì fa, quindi proprio il giorno, 2 martedì fa, il giorno dopo, insomma, i risultati delle amministrative, è stato deciso appunto dal Presidente Conte di nominare i coordinatori appunto delle varie regioni. Questo sicuramente è un primo passo. Le prossime settimane arriveranno i coordinatori provinciali che si coordineranno con me per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, un passo necessario, come abbiamo sempre detto, per strutturarci nei territori dove abbiamo sempre sofferto a livello di amministrative, a parte qualche raro caso come può essere stato il Torino e Roma, insomma, che sono state le 2 principali amministrazioni in cui abbiamo vinto negli anni passati. Però abbiamo appunto sempre fatto fatica. Ci sarà un grande e duro lavoro. Chiaramente non basta questo, insomma, aver nominato delle persone per poter rilanciare il movimento, ma è la base per ripartire. Sarà una struttura chiaramente non pesante, non come quella che può essere prevista, insomma, nei partiti tradizionali, ma sarà una cosa un po' più snella, ma che ci permetterà, insomma, per dare un nuovo slancio e un nuovo contatto con il territorio appunto per il Movimento 5 Stelle. Io ho una sensazione, non so se è sbagliata, ma
È vero anche che la legge elettorale impone ovviamente, fin quando c'è, ma resterà insomma, impone delle alleanze, ma fin quando eravate da soli eravate molto forti, adesso sembrate quasi la stampella del PD, non so, questa sensazione, No, no? io non, forse è quello che traspare questo, ma non è assolutamente la verità, insomma, siamo sempre, ci distinguiamo, come ho detto prima, per esempio su alcune tematiche come può essere quella dell'ambiente e energia, ci troviamo molto spesso d'accordo, ma anche molto spesso in contrasto. Molto meno sicuramente rispetto ad altri partiti del centrodestra, questo bisogna dirlo, però insomma ci distinguiamo e ci distingueremo sempre di più. Insomma, chiaramente, come ha detto lei, la legge elettorale prevede questo, noi abbiamo una nostra proposta in discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera, il cosiddetto Brescellum, perché è stato una proposta di legge del collega Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che prevede, è un testo base, chiaramente si deve discutere e deve essere ancora aperta la discussione degli emendamenti, è un testo che parte da un proporzionale, una soglia di sbarramento su cui si discuterà, ma la volontà nostra insomma è di arrivare ad approvare questa legge. Chiaramente non manca molto a fine legislatura, quindi questo è chiaro, vedremo quello che si riuscirà a fare. Allora dico un'altra praticamente, siccome è un botta e risposta ovviamente tra me e lei. Mi dà la sensazione anche che quando eravate un movimento di protesta, e lei lo aveva accennato, anche se parlava di preistoria, andavate molto meglio rispetto a quando siete filogovernativi come adesso. Forse questo succede in Italia solitamente, insomma, chi ha l'opposizione poi finisce per avere ragione, no? Perché il partito classico dice no a quello che accade. Però siete nati come movimento di protesta, la gente non vi individua più, no, come quel movimento di protesta. Ecco, questo è il nuovo salto che deve fare il movimento nel nuovo corso, quello di essere ben identificati secondo i principi che ci contraddistinguono, in particolare, ripeto, quelli della visione verso l'ambiente, perché è chiaramente il tema principale per il nostro paese, per tutta l'Europa e devo dire anche per il mondo intero, però chiaramente noi siamo in Europa e tutta la politica si deve basare agli obiettivi che ci siamo posti, cioè quelli del 2030 che sono dietro l'angolo, ma soprattutto quelli della decarbonizzazione al 2050. Quindi chiaramente noi vogliamo essere identificati come una forza politica che porta avanti queste tematiche. Come ha detto lei, insomma, chiaramente siamo partiti sì come forza di protesta, siamo riusciti a ottenere il 33% insomma, a livello nazionale, ma ripeto, a livello locale abbiamo sempre fatto fatica, anche se ci proponevamo chiaramente da soli, perché insomma, come regola che ci eravamo posti era quella. Chiaramente poi si è aperto tutto un percorso nato appunto nel 2018 dopo le elezioni nazionali, che appunto, come ha detto lei, con quella legge elettorale che tuttora è in vigore, gli apparentamenti sono necessari, perché è impossibile che ottenere una maggioranza tale per poter governare da soli, e chiaramente ci siamo, non voglio usare una parola sbagliata, ma ci siamo dovuti anche adattare insomma, a quella legge elettorale e abbiamo fatto appunto il governo Conte 1 e Conte 2. Chiaramente il Conte 1 è finito, come abbiamo tutti visto, per colpa, non serve ripetere di chi, anche se quel governo, insomma, devo dire che stava proseguendo comunque nella direzione corretta, perché anzi siamo riusciti a fare molte delle numerose insomma, provvedimenti che abbiamo portato avanti, nonostante la Lega, siamo riusciti a portarli a termine. A portarli a termine. Altrettanto abbiamo fatto col governo Conte 2 con un'altra forza politica su cui ci siamo visti insomma, che c'è una possibilità di poter stringere un accordo un po' più strutturale, quindi rispetto a quello che era stato fatto prima,
E quella è la strada della sperimentazione che con Conte stiamo portando avanti, cioè quella del campo progressista, come solitamente insomma, lo definiamo. Sì, cambiatela quella legge, se no altrimenti finirà che il prossimo anno ci Noi ce la troveremo... mettiamo tutta. Lo so, ma il tempo mancano 9 mesi, vabbè che da 9 mesi a questa parte nasce Bisogna dirlo agli altri di maggioranza, noi glielo ripetiamo penso ogni giorno. Senta, le faccio l'ultimissima domanda, più preoccupato, visto che lei parla molto di temi ambientali, entrambi sono un tema ambientale, più preoccupato del super bonus che non verrà prolungato, da quello che riesco a capire, dal 30 settembre per le villette, oppure, almeno no, il prossimo anno, anzi il 30% deve essere fatto entro il 30 settembre, oppure, oppure il tema della siccità? Cos'è più preoccupato in questo momento? Al momento sicuramente quello della siccità è un problema importante. Poco fa è stato chiesto anche dal nostro gruppo un'informativa urgente da parte del governo, perché chiaramente ci sono da mettere in atto delle misure importanti. Anche il ministro dell'agricoltura Patuanelli ne ha parlato anche pochi giorni fa, qualora sia necessario forse anche dichiarare lo stato di emergenza, perché abbiamo carenza appunto di acqua per l'agricoltura, abbiamo addirittura i fiumi che stanno, ho letto anche l'altro giorno, il fiume Po che si sta salinizzando, per così dire, perché c'è un rientro dal mare verso monte, dell'acqua del mare Adriatico, e quindi questo sicuramente è il tema più importante. Il tema del super bonus lo ritengo personalmente anche importante, perché lo ritengo per buona parte una misura cui ho contribuito anche insieme ai colleghi alla realizzazione. Ne stiamo discutendo proprio adesso nel decreto aiuti. La proroga molto probabilmente verrà fatta in legge di bilancio, anche perché tutto l'arco parlamentare lo vuole, ma il problema del super bonus, come di tutti i bonus edilizi, al momento è quello delle cessioni del credito. Io ho giornalmente imprese, professionisti anche della nostra regione, che mi chiamano, che mi scrivono per raccontarmi qual è la loro situazione. Abbiamo degli imprenditori che hanno cassetti fiscali, zeppi di crediti fiscali, che non riescono a monetizzare perché è tutto bloccato. Devo dirlo anche con molto rammarico, e questo mi fa molto pensare, che ho avuto anche delle testimonianze di imprenditori che hanno tentato anche dei gesti estremi per questa situazione in cui non riescono a pagare neanche i propri dipendenti. E la cosa che chiediamo, che stiamo chiedendo, l'ho chiesto anche oggi personalmente uno dei sottosegretari, la necessità di sbloccare la questione delle cessioni del credito, per evitare appunto questi tipi di gesti, ma soprattutto per evitare che aziende, e questo è l'assurdo che voglio sottolineare, le aziende falliscono non perché non hanno lavoro, perché ne hanno fin troppo, devono anche rinunciare a iniziare dei lavori, ma falliscono perché non riescono a monetizzare i crediti fiscali che hanno nei loro cassetti fiscali, perché sono bloccati, perché le banche non li acquistano più. Abbiamo presentato degli emendamenti del decreto aiuti anche come maggioranza, e siamo qui appunto per discuterne, per farli approvare dal governo e perché si vada avanti a uno sblocco. Per quanto riguarda, ripeto, la proroga, ci lavoreremo per la legge di bilancio, dove chiaramente ci saranno le risorse idonee a effettuare una proroga, chiaramente non una proroga come to cure come adesso il super bonus, chiaramente come abbiamo sempre detto lo volevamo di quel tipo almeno fino a fine 2023. E così è per quanto riguarda i condomini, dovrà essere rivisto per quanto riguarda le case singole, ma abbiamo la nostra proposta, sarà una proposta con una percentuale commisurata ad alcuni fattori su cui ci stiamo lavorando. Quindi la proposta c'è, la discuteremo, ripeto, in legge di bilancio. Grazie Suto per questo suo intervento a Screenshot, le auguro grazie a voi. Grazie mille, l'appuntamento. Buona serata. Buona serata. Grazie a voi telespettatori, torna domani Screenshot, solito appuntamento 19:45, grazie, arrivederci.